Cosa dire a quelli, ad esempio, che picchiano il pronto soccorso, i medici? Avrebbero bisogno proprio non dico di fare un mese, 40 giorni, ma anche un paio di giorni solo e di vedere quanto fortunati siamo noi. Il commento da un medico di famiglia in pensione che ha deciso di dedicare il suo tempo alla sua conoscenza alle popolazioni della Tanzania. Qua da noi altri vedi sempre dei musi duri perché magari ecco, la visita 10 minuti in ritardo, toccava a me, prima a te, non si può andare avanti così. Là magari partono al mattino alle 7 dal villaggio lontano e arrivano alle 9, alle 10, poi c'è la coda e li visiti magari nel primo pomeriggio e loro sono raggianti, contenti e ti ringraziano. Una testimonianza che corre con il treno della salute che fino a martedì sera si ferma in stazione a Treviso. Medici del QAM e dell'ULSS Trevigiana a disposizione gratuita dei cittadini per una serie di controlli e visite promosse dalla Regione Veneto attraverso le aziende sanitarie. È un'occasione per incontrare anche le persone che occasionalmente passano, magari si fanno anche un po' di remora andare ai servizi e invece qui trovano le porte aperte in una maniera un po' più semplice. Ma i trevigiani capiscono che prevenire è meglio di curare? Non è facile, quindi stiamo cercando vari modi per farglielo capire, però al Ma di loro là... capiscono? Allora, secondo me una buona parte sì, nel senso che rispetto anche al resto d'Italia abbiamo degli stili di vita migliori. Prevenzione che passa anche attraverso un'alimentazione sana. Noi siamo i fautori dell'alimentazione, partendo proprio da questa collaborazione con il QAM, partiamo dalle basi introducendo alle scuole primarie una corretta e sana alimentazione che di fatto è la produzione agricola che parte dal mondo agricolo. Bambini quindi accompagnati verso una migliore alimentazione, ma anche verso la consapevolezza di un mondo più equo. Invece questa parolina magica vuol dire ci si aiuta, facciamo insieme. Ed è uno dei principi fondamentali di questa organizzazione che si chiama Medici con l'Africa. E guardate, questo slogan si lega molto al nostro slogan che si chiama fino all'ultimo miglio, perché noi in Africa arriviamo all'ultimo miglio, è quello che non raggiunge nessuno perché è troppo lontano. Noi diamo un'opportunità, tutti arriviamo esattamente fino a lì.